ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Estate giovani e oggi al campo delle parrocchie di Caperana. I ragazzi sono a Villanoce. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Camminerò sulla tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Quando sono solo e stanco del mondo, quando non c'era l'amore, tante persone lì intorno a me, sentivo cantare così. Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signore, Signore, dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Io non capivo, ma rimasi a sentire quando il Signore parlò. Lui mi chiamava anche me, e la mia risposta si alzò. Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signore, Signore, dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Qual è il tema del campo? Ma veramente il tema del campo non è che l'abbiamo stabilito, è nato qua, è per te, no? Quello che vi dicevo poc'anzi è un'occasione che comunque viene offerta. E questa è la cosa di sempre della vita, non solo per i ragazzi, ma vale per tutti, insomma, no? La vita è sempre fatta di un'occasione, che il Signore attraverso le persone, attraverso le circostanze, un'occasione che il Signore offre alla libertà delle persone e alla loro intelligenza, alla loro capacità di ragionare, di valutare se quello che ricevono è per te, è una cosa da cogliere o da non cogliere. E nessuno può sostituirsi a questa cosa qua, insomma, no? Uno è libero di dire di sì, di dire di no, nessun altro lo può fare al suo posto. Perché proprio il campo può essere l'occasione per i ragazzi? Ma innanzitutto perché è un'opportunità diversa dalla solita vita, cioè nel senso che lo stare insieme, lo stare delle, tra virgolette, delle regole, cioè che sono quelle che in qualche modo vengono dettate proprio perché la convivenza sia possibile, sia proficua, no? Proprio per questo motivo qui è un'occasione di imparare, soprattutto per i più piccoli, no? Di imparare un po' di autonomia, di gestirsi da soli, lo stare lontani dalla mamma. Ci sono bambini di seconda elementare che hanno fatto un po' di fatica, no? Qualcuno ha pianto anche perché è normale, fa parte però anche questo entra dentro il cammino di maturazione, no? Comunque di crescita della persona, no? Poi così
così, è molto semplice, non facciamo niente di particolare, se non iniziamo al mattino con la recita dell'Angelus e poi si gioca, si mangia insieme, la sera prima di cena la Santa Messa, prima di pranzo la preghiera. Sono questi momenti, diciamo, che aiutano, però poi è chiaro che come sempre accade nella vita, le occasioni, se sono soltanto staccate da una realtà più continuativa, rimangono un po' fino a se stesse. Purtroppo lo vedo un po' di anni che sono prete, il rischio è sempre quello di vivere le cose belle come un ricordo. No? Mi sono divertito, è stata una bella cosa di qualche anno fa, ma poi non ha nessun riverbero nel presente. Insomma, non mi ricordo i miei parrocchiani che mi dicono che bello quando c'era Don Luigi, c'erano 15 chirichetti, e adesso dove sono finiti questi 15 chirichetti? Diventati adulti, che fine hanno fatto? La loro fede non vanno neanche più a messa, e allora che cosa cioè, voglio dire, no? Questo è il rischio, no? Quindi il campo è un'occasione per iniziare un cammino, però poi ci vuole il cammino, insomma, no? Ci vuole che questa cosa che intuiscono qui, che può essere una cosa, cioè, che è una cosa bella per la loro vita, possa diventare una realtà poi da vivere. Questo è il problema, però, da vivere tutti i giorni, insomma, e questo è difficile, insomma, è difficile per tanti motivi, no, a volte le famiglie fanno fatica a portarli, le occasioni poi quando siamo giù sono molto meno, ognuno va per conto suo, ha le vacanze qui, anche d'estate, lo sappiamo benissimo, è molto dispersiva, no? Per cui insomma noi cerchiamo di seminare, poi insomma non è, meno male che non sta a noi dover per forza pretendere l'esito di ciò che facciamo, no? Speriamo che il Signore ci metta Lui quello che noi siamo, ai poveracci sempre, noi inadeguati, e facciamo sempre quello che possiamo, poi speriamo che il Signore ci metta e porti a compimento quello che da soli sia noi che loro possono far poco, insomma, no? Qui ti vediamo col grembiule e intento a preparare delle teglie di pasta al forno. Quanto è importante mettersi in gioco e al servizio degli altri in un'occasione come il campo? Tu per primo. Ma il mettersi in gioco, cioè, vabbè, a me il far da mangiare è sempre una cosa che è sempre piaciuta, no? Mi dicevo poc'anzi, la mia prima vocazione non la tradisco, insomma, io ho fatto la scuola alberghiera, ho lavorato negli alberghi, anche se non come cuoco comunque, no? All'estero sì, sono stato a lavorare anche in cucina, per cui lo faccio volentieri, non è che mi pesi, anzi tutt'altro. È un modo anche questo, perché il Signore andava spesso a pranzo, no? Il Vangelo lo dice, quindi la questione del mangiare non è secondaria nella vita, no? Come dicevo, entra anch'essa nell'occasione, insomma, no? Quindi se uno sta male nel mangiare, fatto male, non piace, lo lasciano, è un'altra che cosa brutta, si cerca di fare il possibile. Non sempre le ciambelle escono col buco, come dice il proverbio, però insomma si cerca di fare il possibile. Qui sull'angolo del mondo aspettavo chi avesse in fondo lo stesso desiderio che non aveva volto e nome, non sapevo neanche come
Siamo con... Giulia, Denise, Giulia, Giorgia. È la prima volta che vieni a un campo? Sì, Come mai hai deciso di venire? Come ti hanno convinta? sono venuta perché mi piaceva tanto il campo. Hai delle amiche qui al campo? Sì, Tu come mai hai scelto di venire al campo? perché mi faceva piacere e poi c'erano le mie amiche. Hai fatto nuova amicizia al campo? Sì, anche con i grandi. E com'è? È difficile stare con persone più grandi oppure alla fine... No, poi sembrano che fanno, non so come posso dire, possono fare gli scherzi e tutto, ma poi alla fine sono bravi. Pensi che tornerai a un campo? Spero proprio sì. Ah, magari in futuro ti piacerebbe anche fare animatrice o... Ma non so, forse sì, dai, sarebbe carino, sarebbe bello, cioè, per provare a stare di più con i bambini. Allora, ci racconti cosa si fa a un campo? Come sono strutturate le giornate? Cosa fate? Giochiamo, ci divertiamo e facciamo qualche scherzi. Fate anche dei servizi al campo, tipo sparecchiare? Come funziona? Qua ci hanno dato un cartello e poi c'erano tutti i nomi per apparecchiare e sparecchiare alla mattina e alla sera. Ma siete divisi in squadre? No, nelle camere ci siamo divisi, tipo le bambine piccole, tipo noi 4, poi le ragazze e i ragazzi, così ci siamo divisi. Qual è il tuo momento preferito del campo? Quando andiamo a questo campetto qua vicino e giochiamo, ci divertiamo, è bello. Avete delle magliette particolari, vedo. Le avete disegnate voi, la tua cosa rappresenta? Presenta un vaso con dei fiori, un sole, poi un fiore, un albero e tanti fiori. Tu invece cosa hai qui? Invece io ho fatto un vaso e poi ho fatto tanti fiori. Io invece sulla maglia ho delle rose rosse. Io invece ho realizzato un paesaggio con l'arcobaleno e un cespuglio di rose gialle. È stato difficile fare questi disegni? Quanto ci siete state? Un paio di ore. Siamo con gli animatori, innanzitutto ci spieghi il tema del campo? Ma questo campo principalmente è organizzato per l'unione di gruppo per i ragazzi, per farli avvicinare ancora di più alla fede cristiana, logicamente, e per farli passare una bella settimana insieme, tutti uniti, senza distrazioni esterne, logicamente, che poi faremo noi animatori organizzando giochi. Come si è svolta la preparazione del campo? Allora, abbiamo fatto una riunione prima di salire, io, Carlo e i più grandi, diciamo, e dove dovevamo decidere i giochi, poi vabbè, le cene, le preghiere, i canti, tutte queste cose, e noi siamo stati incaricati apposta per fare i giochi, per esempio una caccia al tesoro, o se no la giornata olimpionica, che consiste a fare molti giochi e alla fine chi guadagna più punti vince una specie di trofeo che abbiamo preso noi e basta. Qual è la cosa più complicata da fare per l'animatore, secondo te? Onestamente la cosa più complicata è fare dei giochi divertenti per i ragazzi ma che non si facciano male. E soprattutto stare attenti ai ragazzi, perché bisogna sempre stare attenti, perché alla fine sono i primi che si fanno male perché esagerano. Però alla fine in questo campo siamo riusciti a non far male a nessuno, quindi siamo felici. Com'è stare così tanto tempo durante il giorno insieme a dei ragazzi più piccoli? Beh, allora sì, è molto faticoso, però alla fine scherzando insieme ci divertiamo. Sì, forse stando con i ragazzi anche un pochino più grandi dobbiamo starci molto molto attenti perché fanno sempre casino, vanno anche tardi a letto, però è questo il bello, diciamo.
Come mai hai scelto di fare l'animatore? Ma ho scelto di fare l'animatore perché ho detto che era un'opportunità per me, essendo che l'ho già fatto l'anno scorso, e perché volevo anche stare una settimana insieme a gente che poteva insegnarmi qualcosa, oltre io potevo insegnare qualcosa a loro. Secondo te qual è la cosa che l'animatore deve sempre tenere a mente durante il suo impegno? La responsabilità, perché anche se siamo solo degli animatori, anche per i più piccoli dobbiamo sempre stare attenti, darci sempre un occhio anche per una stupidaggine, diciamo, perché poi si fanno male. Beatrice. Giulia. Giulia. Riccardo. Lorenzo. Giorgio. Sebastiano. Allora, che giochi si fanno al campo? Allora, principalmente i giochi che si fanno sono stregone, lancia rossa, calcio, pallavolo, oppure attività anche al chiuso come il limbo e salto con la corda. Qual è il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito è stregone perché è un gioco di squadra e se non sai stare in squadra in quel gioco lì è difficile che tu vinca. Allora, spiegaci come si fa a stare in squadra bene, come funziona. Bisogna avere delle tattiche per, diciamo, un gioco in cui si collabora molto, quindi bisogna organizzare delle tattiche, è un gioco molto di squadra, quindi bisogna molto parlare. Siete divisi in squadre fisse oppure vi organizzate di volta in volta? Di volta in volta, sì, diverse squadre, ci sono dei capi e scelgono i giocatori. Hai fatto nuove amicizie qui al campo? Sì, con i ragazzi più grandi che c'erano anche l'anno scorso, però l'anno scorso non avevo molta confidenza con loro. Com'è rapportarsi con ragazzi di così diverse età nello stesso campo? È molto semplice, basta rispettarsi e andare d'accordo. Avete fatto anche una gita? Sì, sul Monte Penna. Certi sono rimasti giù e altri sono andati in cima alla vetta. Io sono andata in cima, è stato un panorama molto bello. Qual è la cosa che ti piace di più del campo? Stare con gli amici, giocare e divertirsi insieme a loro. Ed è molto bello. Qui al campo avete disegnato voi le vostre magliette. Tu cosa hai rappresentato? Allora, io ho rappresentato un sole perché per me è una cosa essenziale, e soprattutto in un campo, e è, diciamo, la cosa che aiuta di più nelle giornate. Qui invece abbiamo sempre un sole però? Sì, io ho fatto sempre il sole perché Ti piace? sì, è bello. Poi dopo, diciamo, per giocare insieme ci vuole il sole perché la pioggia, cioè con la pioggia non si può giocare. E poi dopo rappresenta, diciamo, la felicità di tutti, perché quando il sole si può giocare assieme, si possono fare molte attività insieme. Tu invece cos'hai qui? Hai sempre un sole, però per quale motivo? Io invece sulla mia maglietta ho deciso di disegnare un sole perché per me il sole rappresenta la felicità, cioè quando c'è il sole le persone si sentono più felici e quindi riescono a stare insieme meglio, ma noi, cioè in questo campo, noi riusciamo a stare bene insieme anche di sera, anche quando non c'è il sole. Perché sulle magliette? Ho deciso di disegnarlo sulla mia maglietta perché questo campo estivo per me il sole è quello che lo rappresenta di più. Qui invece abbiamo dei fiori, mi pare di vedere. Perché secondo me rappresentano pace, andare d'accordo. Sono fiori particolari oppure fiori generici? Cioè sembrano dei papaveri forse? Tulipani. E perché proprio tulipani? Perché mi piacciono. Qui invece non abbiamo né un fiore né un sole. Una nota musicale con dei segni tipo di magia, perché secondo me la musica è magica.
Allora, qui torniamo a un fiore, però una situazione un po' diversa. E mi pare che il fiore sia una rosa, dico bene? Una rosa, perché quando abbiamo fatto le gite c'erano molti fiori e poi un fiore è anche un simbolo molto, molto bello per anche salutarsi con una persona, perché i fiori possono avere dei colori molto belli che esprimono molte cose. Allora, qui torniamo un altro bel sole, però non si tratta del solito sole, ma vediamo proprio un sole che illumina e degli uccelli in lontananza, dico bene? Sì, perché rappresenta la felicità e la solarità, perché ho deciso di fare questo sole perché rappresenta le giornate di sole e quando ti puoi divertire insieme agli amici. Estate giovani a Reppia per il campo dei ragazzi delle parrocchie del Vicariato di Sturla e di Graveglia. Adesso andremo a incontrare i ragazzi di quarta e quinta elementare. Qual è il tema del campo? Il tema del canto è l'incontro con Gesù, l'incontro tra di noi. E comunque l'incontro che si concretizza poi bene anche in un contesto come quello del campo in cui si sta molto tempo insieme. E sì, infatti cerchiamo di presentare ai ragazzi l'incontro attraverso anche le relazioni che tra di loro hanno intrecciato in questi giorni, anche perché provengono da tutto il vicariato, quindi in gran parte non si conoscevano da diverse parrocchie, quindi penso che in questi giorni abbiano anche approfondito i loro rapporti, anche fatto nuove amicizie, nuove conoscenze. In particolare come lo avete trattato l'aspetto dell'incontro per dei ragazzi comunque di quarta e quinta elementare? Ma stiamo seguendo un film che è Pets, vita da animali, in cui un cane domestico si incontra con un cane randagio. All'inizio c'è paura, oggi abbiamo visto un'ispezione del film in cui loro si mascherano per andare con gli altri randagi e poi terminerà con l'amicizia, quindi questa immagine, questo cartone fa un po' da filo conduttore. E poi seguiamo anche il Vangelo di Giovanni, quindi alcuni incontri che Gesù ha fatto con i discepoli, con la Samaritana, col cieco nato, e vedremo poi domani quello con Marta, Maria e Lazzaro.
incontro che può voler dire anche magari dei contrasti o comunque delle piccole cose da riparare. Oggi comunque avete fatto le confessioni. Sì, oggi giovedì era dedicata alle confessioni perché il tema era quello della maschera, quindi abbiamo detto che a volte noi abbiamo timore di presentarci per quello che siamo e i ragazzi hanno anche disegnato delle maschere. La confessione voleva anche aiutarli a diventare se stessi, come dire, a dire io sono me stesso a scuola, con gli amici, con i genitori, nello sport, e quindi abbiamo con gli altri sacerdoti presenti, Don Stefano, Don Maurizio e Don Paolo, celebrato stamattina le confessioni. Siamo con Mattia, Giorgio, Luca, Chiara, Alessia, Elisa, Linda, Maria Chiara, Nicola, Vitali, Patrizia, Elisa. Allora, vi abbiamo diviso per squadre, voi siete i? Blu, E come sono state decise le squadre? con dei braccialetti. Possiamo vedere un attimo il braccialetto giusto per... Io non ce l'ho. È la prima volta che vieni a un campo? No, è l'8º anno che vengo sempre qua all'8º ai campi. E come mai vieni sempre ai campi? Perché ho la casa qua e poi perché mi diverto a vedere i campi. Come mai ci si diverte ai campi? Cioè, cosa si fa? Si gioca e si sta con gli altri bambini e Ci fai un esempio di un gioco che si fa al campo? Scalpo, lancia rossa e stregone. Come si gioca a scalpo? A scalpo bisogna giocare, tu metti una specie di una coda, cioè un pezzo di stoffa, e tu devi cercare di andare in una base dove c'è una bandiera. Il tuo gioco preferito qual è? Scalpo, Come mai? perché mi piace. Oltre ai giochi al campo cosa fate? Possiamo dormire insieme agli altri. Ma fate anche dei servizi, delle cose di questo tipo? Sì, tipo prepariamo prepariamo le posate, i bicchieri, poi laviamo i bagni, spaziamo le camere, cose così. Fate tavola, spazzate la camera, sono cose che fai anche a casa o solo al campo? Anche a casa. Davvero? Sì, un po' alcune cose le fai anche a casa. Anche tu le fai anche a casa queste cose? No. E come mai al campo le fai? Perché devo. Hai fatto nuova amicizia al campo? Sì, direi di sì. Tipo anche di altre squadre. E mi sono anche divertita, diciamo. Secondo te come mai si riesce a fare amicizia al campo? Cioè, perché è così facile? Perché conosci una persona nuova ed è emozionante, quindi hai nuove amicizie. Qual è la cosa che ti piace di più di stare al campo? mi piace stare molto con gli amici. E quando sei a casa riesci a stare così tanto tempo con gli amici o no? Poco, quasi mai. E come mai secondo te? Perché poi mi danno tanti compiti e io devo farli. Ti manca qualcosa di casa, magari dei giochi, la televisione, cose che non puoi fare? O... Mi manca il mio cane. Siamo con Francesco, Serena, Stefano, Greta, Emanuele, Giuseppe, Letizia, Edoardo. Ci parli un attimo del tema del campo? Allora, il tema del campo è basato tuttora sull'incontro, partendo sia per i bambini dai bambini nuovi, quindi uno che arriva al campo inizialmente non conosce l'altro, quindi quello è l'incontro principale. Poi entrando magari un po' più dentro al campo, quello con Gesù, con l'incontro del Vangelo, e quindi quelli sono i temi diversi ogni giornata per andare a trattare con i bambini. Restando sul tema del campo, ti è difficile comunque l'incontro con dei bambini di un'altra età diversa dalla tua, comunque da portarsi con loro? No, penso che sia fondamentale che i bambini si conoscano tra loro, ma che ci sia un incontro anche con gli animatori, così magari da formare
anche magari divisi in squadre o un gruppo, non so, più, non so come, sì, più unito, sì, ecco. Ci spieghi brevemente com'è strutturata la giornata? La giornata inizia con il risveglio per circa le 8, la colazione, un momento di preghiera, e poi il gioco di mattina, poi il pranzo, i giochi al pomeriggio, doccia verso la sera, poi cena, di nuovo preghiera, un po' di canti, un po' di giochi alla sera, tutti insieme e poi si va a dormire. La preparazione del campo come è stata svolta? Abbiamo fatto vari incontri pomeridiani e ci siamo visti tutti come gruppo e giorno dopo giorno abbiamo cercato di creare un campo, farlo il più bello possibile. Siamo partiti dall'idea di trovare un tema del campo inizialmente e è uscito appunto il tema dell'incontro e su questo tema abbiamo cercato di creare un campo il più bello possibile, ci siamo ispirati anche al film Pets e Come mai hai deciso di fare l'animatrice? Ma allora, innanzitutto perché mi piace molto stare con i bambini e per cui poi è comunque una cosa che può essere faticosa, però ti dà anche molte soddisfazioni e quindi lo reputo, un bel impegno. Secondo te qual è la cosa più importante che un animatore deve tenere a mente da fare con i ragazzi? Secondo me un animatore deve essere di esempio e quindi gestire i bambini e aiutarli a crescere e farli maturare durante il campo e niente, basta. Oltre comunque alla gestione così dei ragazzi, è difficile anche coordinare un gruppo così folto di animatori? No, ci conosciamo tutti e sappiamo cosa può fare uno, cosa può fare l'altro, ci fidiamo l'uno dell'altro e secondo me è un bel gruppo quello che abbiamo fatto. Consiglieresti a un tuo coetaneo di fare l'animatore e nel caso perché? Io lo consiglierei sicuramente, soprattutto perché è comunque un impegno divertente nonostante bisogna metterci tante energie e lo consiglierei perché si scoprono nuove parti di se stessi, perché magari puoi scoprire che sei più portato a stare con diversi tipi di bambini o comunque, comunque lo consiglierei perché è divertente alla fine. Siamo con Alessandro, Alice, Sara, Stella, Azzurra, Mattia, Alessandro, Franca, Ruben, Alessandro. È la prima volta che fai un campo? Sì. E come mai sei deciso di venire? Come ti hanno convinto? Mi hanno convinto soprattutto i miei amici e anche... Ti hanno detto che ci si diverte o cosa ti hanno detto? Sì, mi hanno detto che ci si diverte e mi hanno detto anche che è una buona idea andare là per stare più vicino a Gesù. Al campo fate anche dei momenti comunque di riflessione, ad esempio parlate dell'incontro, ti ricordi qualcosa? Sì, tipo la mattina facciamo il lavoro del giorno, che oggi abbiamo fatto la maschera, e parliamo dell'argomento, che poi ci fanno vedere una spezzone di film. In questa parte che c'erano questi due cani domestici che volevano stare con i randagi e hanno finto di essere randagi. Ti è piaciuto il film? Sì, molto. Qual è la cosa che più ti piace? Quando arriva Duke in casa di Max. Ci puoi spiegare a grandi linee, per noi che non abbiamo visto il film, in cosa consiste? Ci sono due cani che vengono presi dai accalappiacani. Poi ci sono i randagi che li liberano e loro gli mentono per liberarsi, perché volevano ritornare dai loro padroni. E poi il resto non l'ho visto. Comunque al campo, oltre ai giochi, fate anche qualcosa, fate ad esempio il fuoco, comunque la sera avete un momento particolare.
la sera le squadre preparano barzellette, giochi e canzoni e la sera infatti ci raduniamo tutti intorno, ci mettiamo tutti in cerchio e ci raccontiamo le barzellette. Com'è il momento in cui ci si raduna in squadre e si deve scegliere quali barzellette fare, cosa fare per il fuoco? Cioè, che momento è? Ce lo descrivi? Di mattina ci dividiamo in gruppi rossi, blu, gialli e verdi e scegliamo se fare scherzi, barzellette oppure giochi. Qual è il tuo momento preferito del campo? Il mio momento preferito è quando alla sera, quando ci ragioniamo tutti per raccontare le barzellette e anche scherzare, perché i nostri animatori sono molto scherzosi. Se dovessi dire una cosa per convincere un tuo amico che non è mai stato a un campo a venire al campo, cosa gli diresti? Che è divertente e i giorni sembra che passano velocissimo perché ci divertiamo, anche che si conoscono persone nuove che possono essere molto simpatiche. Hai incontrato nuove persone al campo che non conoscevi? Sì. E pensi che comunque queste amicizie possano durare poi anche al di fuori del campo? Sì. Fate anche una gita al campo? Sì, ne abbiamo fatta una ieri, che siamo andati a fare un gioco in montagna. E com'è questo momento? Ti piace? Sì, è bello. Siamo con Brian, Massimo, Nicolò, Elena, Anita, Alessio, Gabriele, Cesare, Flavio, Beatrice. Ci parli bene di come sono organizzati i servizi al campo, quali sono le cose che fate? E quando mangiamo, quando siamo in mensa a mangiare, c'è sempre un cartello dove c'è la settimana in cui stiamo al campo, dove c'è scritto tipo lunedì i bagni li fanno i blu, i verdi e niente. Avevi mai pulito un bagno prima del campo? No, E come mai al campo lo fai? perché bisogna gestirsi E ti ha aiutato a imparare a gestirti il campo? un po'. Ma i servizi voi dovete fare sempre questo servizio oppure cambia in base al giorno? Cambia in base al giorno. E avete, non so, un tabellone che indica come vi organizzate? Sì, abbiamo un tabellone in cui in diversi giorni ci dice che squadre devono svolgere i vari servizi e anche il giorno, dice. Come sono gli animatori al campo? Gentili, E ti piacerebbe fare animatore in futuro? dipende. Da cosa dipende? Se ci sono bambini come noi, no. Quindi al campo siete caotici oppure vi comportate bene? Come siete? Siamo un po' caotici. Come mai? Faccio un esempio di cosa fate che non dovreste fare. Quando siamo in camera magari vogliamo ancora giocare e giochiamo. Secondo te è difficile fare l'animatore? Per me un po', perché poi devi stare dietro a tutti i bambini e fare tutto. Poi se si fanno male. Secondo te perché gli animatori lo fanno allora? Non lo so, perché gli piacciono i bambini, non lo so.
Qual è la cosa più bella che fate al campo? I giochi soprattutto, sì, i giochi soprattutto. Siamo con Maria. Ci spieghi di cosa si trattano questi lavori dei ragazzi che hanno fatto? Sì, allora praticamente ogni giorno si fanno dei lavori legati al tema della settimana. Ogni giorno in particolare si sviluppa un tema, diciamo, particolare. Per esempio il primo giorno in cui si parlava dell'incontro, ognuno si è rappresentato in questa medaglia, diciamo, con una scritta, con un disegno e poi poi si è fatto un gioco in cui dovevano indovinare di chi era la medaglia, insomma, per vedere se si conoscevano abbastanza. E il secondo giorno invece abbiamo parlato delle paure e quindi su questi disegni hanno disegnato una loro paura o più paure, o anche solo la sensazione con i colori, la sensazione per loro che è la paura. E il tema di oggi invece era la maschera, il mascherarsi, e quindi hanno fatto le maschere con i colori, liberamente come volevano, e c'è ancora domani che il tema sarà l'amicizia. Domani vedremo come si concluderà la composizione delle varie scatole. Da ciò che vedi ti sembra che per i ragazzi sia più difficile innanzitutto pensare e trovare qual è magari la cosa che li rappresenti, oppure disegnarla poi e renderla graficamente? No, abbiamo visto che per loro scrivere, diciamo, si distraggono di più e non riescono a concentrarsi e a tirar fuori qualcosa di sé. Invece disegnando anche i maschi, che forse rispetto alle femmine sono più, diciamo, si perdono un po' di più, riescono a tirar fuori di più. E quindi appunto stiamo continuando in questo senso, perché ci sembra che tirino fuori di più qualcosa di loro. Siamo con Mara. Aurora. Che giochi fate qui al campo? Scalpo selvaggio, freccia rossa, stregone. Poi giochiamo da soli qua in piazza. Il tuo preferito? Scalpo selvaggio. Perché? Perché è un gioco di tattica, cioè ci sono diversi modi di prendere lo scalpo ed è divertentissimo. Molti ragazzi ci hanno detto che qui al campo comunque ci si diverte molto. Secondo te qual è la cosa per cui vi divertite così tanto al campo? O comunque una delle? Secondo me sono appunto i giochi che facciamo, oppure gli animatori. Praticamente è tutto ciò che c'è qui al campo che ci fa divertire. Dalle mosse stupide che fanno i nostri compagni a quelle più belle. Cioè, tutto praticamente è divertente qua al campo. Ti piacerebbe in futuro continuare a fare i campi magari da animatrice? Sì, assolutamente. Ciao, semplicemente ciao.
verde come